Pergine Valsugana, 14ª edizione del Memorial Bruno Alverà, tanti atleti, tanti corridori, tanti personaggi famosi e non potevamo naturalmente lasciarci scappare il commissario tecnico della nazionale italiana Mirko Celestino per la prima volta qui a Pergine Valsugana. Allora intanto buongiorno e ben arrivato in terra trentina a Mirko Celestino, hai avuto modo di visionare il percorso di gara, allora dacci le tue impressioni su questo percorso e soprattutto su questa organizzazione, l'organizzazione dell'M3B Oltre Fersina, impegnata ancora di più nell'organizzazione visto tutti i vincoli, tutti i dettami che ci sono dettati da questa situazione. Sì, come hai detto tu, innanzitutto buongiorno a tutti. Come hai detto tu, è la prima volta che vengo in queste zone e devo veramente fare dei complimenti sinceri sia per il percorso ma soprattutto a Paolo, ai suoi collaboratori e all'organizzazione, perché come già detto, ad oggi organizzare una manifestazione sportiva non è semplice, no? Con tutte le regole bisogna tener conto ed è veramente impegnativo e hai bisogno anche di tanta gente che ti dia una mano in più del solito, quindi bravo a Paolo e bravo a tutta la società. Ecco. Percorso bellissimo, percorso stupendo, l'ho fatto tutto a piedi. Abbiamo un po' di tutto, sia dalla parte alta un po' artificiale, da tutti i passaggi nel sottobosco, con le radici, salti, passaggi sulle pietre, abbiamo tutto. Quindi i ragazzi oggi devono veramente far vedere di pedalare forte in salita, ma a guidare veramente bene, perché qui la tecnica alla lunga farà la differenza. Bene, grazie a Mirko Celestino e passiamo allora a quello che è l'artefice di questa manifestazione, 14 anni e non sentirli, una manifestazione che cresce di anno in anno, penso siano doveroso tanti ringraziamenti perché non ho mai visto come quest'anno tanta gente a supportarti, ad appoggiarti, a seguirti in questa impresa, chiamiamola un'impresa, veramente un'impresa titanica, organizzare in questo periodo con tutti i passaggi, tutti i dettami come dicevamo prima che devono giustamente essere applicati. Sì. Intanto ringrazio Mirko per i complimenti sul percorso e di essere anche qui con noi oggi. E dico che tutta la gente che mi sta dando una mano sono tutti i genitori della nostra scuola mountain bike di Pergine, che sta crescendo. Abbiamo dei numeri di 60-70 bambini dai 6 ai 12 anni, oltre che la squadra agonistica, e siamo nati 5 anni fa. Il percorso ci abbiamo lavorato tanto, però lo stiamo migliorando di anno in anno e questo veramente un po' per l'esperienza mia, che sono 32 anni che vado in mountain bike, e un po' per gli aiuti che abbiamo, è proprio un XC di quelli degli anni di adesso, non degli anni che si girava 2 ore e mezza su un percorso. E, ecco, questo sì, l'amministrazione, sicuramente tutti i miei collaboratori, l'amministrazione comunale che è stata di appoggio per tutto, l'assessore Franco De Mozzi dello sport, il sindaco Roberto, però vorrei dire che domani abbiamo 400 giovanissimi, questa è una cosa che veramente ci stupisce, che ci gonfia il cuore, perché avere qui tutti questi bambini dai 6 ai 12 anni che fanno la gara è tanta cosa. Bene così e speriamo vada tutto bene. Grazie. Signori, e in stile Marco Aurelio Fontana va a vincere con il numero 201 Achille Pozzi. Davanti. Bravo, Viva, occhio, attenzione, viva, bravo, vai.
attenzione, tratto impegnativo, attenzione, attenzione, tratto impegnativo, attenzione, tratto impegnativo, impegnativa, dai Daniele! Dai che qua puoi salire, dai che qua spiana, dai.
Occhio, Neumann! Con il numero 802 Sofia Auer. No, no, no.
1. 19, vado io. Ce n'era bisogno già l'anno scorso anno. Signori, siamo all'epilogo per la gara femminile. Può alzare le braccia al cielo, la vittoria è sua. Signori, applausi per Frankensteiner, Hammer, Tobias, attenzione, ed è volata e va a vincere il numero 2 Oberhammer davanti a Lorenzo Lazzaretti. Oppure possiamo fare per telefono.
Bravissimo. Dormi sulla bocca. Bravo. Vai. Che leggera. 30 secondi, dai. Ale, ale. Brava. Questa? Sì. Brava. Brava. Se è lei o non è lei, vediamo ancora qualche istante, signori, eccola qua. Dopo il successo del 2019 torna sul grande piatto del podio. In questa classifica riservata al nome troviamo. Bene, quindi è partita anche la seconda, abbiamo la Colombia, gruppo che va a chiudere il tratto di lancio. Attenzione,
Corri amico, corri! Ale! Vai Martino, vai! 20 secondi, dai! 30, dai! Bravo Andrea, vai! Occhio! Dai Martino, 20 secondi, dai! Puttana se va! Dai! Rigorosamente firmato da Grazer, al prossimo passaggio sarà il quarto giro. Cominceranno qui Nico e a Martino Fruet. Martino Fruet, signori! Dopo la vittoria del 2019 si ripropone sul gradino più alto del podio Martino Fruet, il team la PR Trentino Ale. Teniamo le distanze, tu puoi farlo, mentre io è meglio che mi unisca anche dal punto di vista estetico, è meglio che mi copra. Bene, Pergine Valsugana, gara clou di questa seconda giornata dedicata alla grande mountain bike. Paganini non ripete, Martino Fruet sì, primo nel 2019 e primo in questa edizione numero 14, questa edizione di questa stagione 2020 un po' strana. Com'è strana è stata un po' la tua vittoria, Martino? Raccontaci allora questo ultimo giro. La situazione all'inizio dell'ultimo giro era quella di un Andrea Righettini scatenato al comando, 30 secondi il vantaggio nei tuoi confronti, poi cosa è successo? Innanzitutto benvenuti in zona Fruet, che ribadiamo qua, è sempre zona Fruet e alla partenza lo sapevano, anche se io comunque
Alla partenza temevo Righettini perché comunque è l'unico che finora mi ha battuto, io sono 8 volte che vinco e lui l'unica volta che mi ha battuto è stato Righettini 3 volte e quindi per me era il mio avversario prediletto. Poi purtroppo per me sono 43 anni, purtroppo per fortuna, e c'era un livello che effettivamente c'era gente nazionale, gente molto forte, quindi ho detto vediamo, partiamo, e dopo un giro avevo capito che Righettini era quello che aveva la gamba migliore come mi aspettavo e lo tenevo comunque a vista. E il problema per me era dietro di tenere il secondo posto e ho dato 2 anni di vita per tenere il secondo posto fino agli ultimi 2 giri, quando purtroppo sono iniziati i doppiaggi dei master e lì purtroppo certi sono onesti, si fermano subito, certi anche se chiami strada o sono in difficoltà perché non trovano il posto o pensano che siamo lontani, ti fanno perdere il tempo e alla fine ho perso un po' la testa e quindi mi sono rassegnato a rimanere secondo e comunque curare il terzo. Poi nell'ultimo giro, a un certo punto a metà gara, ho sentito i miei fan, i miei amici, che ringrazio tutti, che avevano alzato il tono di voce, però in realtà ero comunque secondo, era l'ultimo giro, e sono arrivato sul traguardo e mi hanno detto che ho vinto e io non mi sono reso conto che ho superato Righettini a metà dell'ultimo giro, che era fermo ai box. E quindi non ho fatto poi neanche secondo, mi dispiace perché comunque sarebbe stato comunque un podio degno. E comunque io ribadisco sempre, fa parte del gioco, non è fortuna, è sempre quando anch'io ho sbagliato molto. 2 giri quando sei alla fine che non vedi più la strada, nonostante conosca ogni radice del posto, ho fatto tanti errori perché non eri più concentrato e quello fa un po' la differenza. È un po' come fare la volata a Sanremo che la fai dopo 300 km, non fanno più 1900 watt i primi, ne fanno 1300 e vincono lo stesso. Qua è uguale nel mountain bike, gli ultimi 2 giri non guidi più come i primi perché purtroppo la prima cosa che si annebbia è la vista. E siccome il percorso è esigente, ieri gli esordienti l'hanno scavato moltissimo perché c'è tanta polvere, ogni minimo errore rischiava di far malano e ho rischiato anch'io più di una volta, ribadisco. E per una volta la fortuna, per una o qualche volta ogni tanto la fortuna fa parte. Ero un po' disperato per i doppiaggi, mi scuso se ho tirato qualche parola di troppo, però si sa, l'adrenalina della gara, comunque non ci siamo toccati nessuno, quindi tutto è andato per il meglio e complimenti allo staff che ha fatto una roba, penso che io in 30 anni che corro 1300 partenti a una gara con tutte le cose, cioè veramente ha fatto un percorso che potevamo mangiarci per terra, quindi complimenti e l'anno prossimo alziamo ancora il livello. Bene, allora appuntamento per il 2021 per Martino Fruet che come dicevo ha bissato il successo della passata stagione. Bene, Pergine Val Sugana, Memorial Bruno Alverà, edizione numero 14, cambia il numero delle edizioni, non cambia la vincitrice per quel che riguarda la categoria Donne Elite, terza vittoria per Anna Oberparleiter che abbiamo il piacere di avere anche oggi qua con noi, prima nel 2019, prima nel 2018, quindi un filotto veramente prestigioso per te in questa gara organizzata dagli uomini dell'MTB e Oltre Fersina. Sì, questa gara qua mi piace sempre perché è veramente bella, mi piace perché c'è da guidare praticamente tutto il giro e quelle sono vere gare di mountain bike, diciamo. Sì. Bene, quindi una bella vittoria per questa stagione, ne parlavamo prima, una stagione anomala, una stagione che probabilmente continuerà e io mi auguro che così sia. Quali sono i tuoi appuntamenti in vista del ormai finale di stagione? Quest'anno è un po' difficile fare un programma perché pensi a una gara, per esempio io puntavo tanto all'italiano di casa mia e purtroppo non si può fare. Mi dispiace molto, adesso devo cercare altri obiettivi, però ormai penso che cerco di prepararmi al meglio per il ciclocross. Sì. Esatto, e così intanto faccio le gare che ci sono e ci divertiamo così, senza nessun obiettivo. No. Bene, senza nessun obiettivo particolare, si vive purtroppo un po' alla giornata. Vogliamo chiudere con la domanda di rito: chi vuoi dedicare questa bella ed ennesima vittoria qui a Pergine Val Sugana? Beh, la devo dedicare a Martino Fruet che ieri mi ha fatto vedere le linee qua a casa sua, quindi ho seguito le sue linee e quindi oggi sono riuscita a vincere, forse per quello. Mi chiamo Michele Favaloro,
sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.